Per esempio, tra i vari messaggi, diceva Berardini Truffaldini, parliamo qui invece di Truffaldino, io sono un giurista, parliamo proprio di truffa, il reato di truffa. Diciamo abuso della credulità popolare, ecco, questo ci starebbe, no? Abuso della credulità popolare. Sentivo in macchina, entravo in galleria in Monti Vecchi, in autostrada, il messaggio di Tosi e dei suoi accoliti sulla macro regione e credevo di sbandare e andare fuori la strada. Perché non solo dicono, come giustamente ricordai, che loro faranno, non che proporranno, che ci proveranno, che già sarebbe comunque una palla mostruosa, che faranno la macro regione. Si prendono l'impegno e dicono, questa è una, adesso non ricordo la formula, che non posso citare le parole esatte, ma insomma lo faremo, ecco, questo è il senso. Faremo una macro regione prevista dalla Costituzione. E poi tante altre cose. E singole autonomie comuni, non mi ricordo. Cioè praticamente sì, praticamente una florilegio di autonomia, un eccesso di autonomia, dobbiamo difenderci dall'autonomia, perché siamo invasi dall'autonomia. Anche da Moretti e Zaia e gli altri ci invadono dall'autonomia, però Tosi è più fantasioso, no? Perché voglio vedere com'è che va a convincere gli Schutzen a fare la macro regione con noi, perché è divertente sta roba, no? Perché i trentini, i friulani che oggi sono già stanchi anche della forma di regione, è venuto fuori oggi un articolo, ho letto, per cui hanno detto che vogliono 2 province autonome come Trento e Bolzano, la provincia del Friuli e la provincia di Trieste, praticamente 2 province, 2 regioni, 2 piccole regioni, perché sono stanchi giustamente di essere governati da Trieste, che storicamente la Venezia Giulia non c'entra un piffero con il resto del Friuli, stasera scusate il linguaggio molto serisi, non c'entra proprio nulla con il Friuli. La Venezia Giulia aveva il suo territorio uno indivisibile, però c'è stato ceduto prima nel 47, poi effettivamente in tempi in cui potevano farne tranquillamente a meno, 1975, trattato di Osimo, e l'Istria se ne va a quel paese, ed era l'entroterra naturale di Trieste, quindi la zona A, poi definita nel dopoguerra, in più l'Istria, il Quarnaro, è dato tutto a quel paese, tutte popolazioni venete naturalmente, perché Bernardini accennava appunto al fatto che le guerre mondiali hanno inciso sulla nostra popolazione, la seconda l'abbiamo pagata noi veneti no, perché poi noi veneti indirettamente, noi veneti del Veneto, perché indottrinati i nostri genitori, i nostri nonni non capivano assolutamente il legame, perché c'è anche questo nel genocidio culturale, no? Non capivano, la maggior parte non ha capito il legame che c'era tra loro e gli istriani, tra loro e gli abitanti del Quarnaro, di Cherso, Lussino e Dannati. La maggior parte erano totalmente, li chiamavano i profughi giuliani, no? C'erano degli strani, dei marziani che arrivavano qua e che i compagni, sia a Bologna, purtroppo anche a Venezia, io sono veneziano, nel porto di Venezia li hanno presi a spunti in faccia, perché siccome scappavano dal paradiso comunista del Tito erano tutti fascisti, questa era più o meno l'impostazione politica. E poi c'era, lasciamo perdere l'impostazione politica, c'era quella culturale per cui, spezzato il legame del popolo veneto, spezzato con Brescia e Bergamo, tanto per essere vicini a noi, con degli altri italiani, ma spezzato con gli istriani danati, ci hanno resi addirittura inconsapevoli del fatto che il peso della seconda guerra mondiale è stato fatto pagare ancora una volta sulla popolazione veneta. I 350.000 profughi, signori, se roba nostra. È il prezzo che abbiamo pagato noi alla seconda guerra mondiale, al fascismo e a quello che lui giustamente diceva, l'impostazione fascista, post-fascista, che infatti Flaiano definiva il fascismo degli antifascisti, no? Il fascismo dell'antifascismo. La Costituzione e molte leggi costituzionali sono proprio il frutto di una visione autoritaria dello Stato, speculare quella fascista, quindi un fascismo parallelo che è quello a cui esistiamo. Insomma, quando adesso va in Corte Costituzionale e si sente dire che il popolo veneto, forse, perché una volta non lo dicevano, è esistito fino al 1866, poi si è anacquato, amalgamato, Cacciavillani disse estinzione per amalgama, è finito nel popolo italiano dopo il 1866, questa è una visione autoritaria e fascista, cioè è la negazione dell'esistenza di un popolo, di una realtà, popolo come una persona, il popolo che ha i diritti come le altre persone. Io nego l'esistenza sua, perché vi siete amalgamati nella folla. Riconosco non che voi siete nane, donne e bepi, ma che siete la folla che adesso appartiene.
e la folla appartiene a me perché mi sto arringando, no? Non siete degli individui. Allora, questa Gentaglia qua, che è frutto di una cultura fascista, boiardi di Stato che hanno stipendi da fiaba, perché si va dai 180-200 mila euro in su. Questi chiaramente hanno tutto l'interesse a tenerci legati, a tenerci consapevoli totalmente della nostra storia e di tutte quelle che sono le nostre radici. Allora mi viene sempre in mente quella bella immagine che tanto mi piace sempre di più invecchiando, una volta la vedo abbastanza lontana, la battaglia di Lissa. Adesso facciamo un inno, il pilota della nave di Tegetov, no? Quando Tegetov, episodio notorio, battaglia di Lissa, i nostri bambini a scuola vengono a casa e piangono perché la flotta italiana ha perso le loro bambini. Vengono a casa di caspita, gli italiani che ha perso. Come molti di voi sanno, le cose sono molto diverse. La flotta italiana era, intanto avevano comprato queste corazzate inglesi, hanno usato i soldi, chissà, non hanno usato forse i soldi della Pinacchia Legno di Napoli, no? Perché il povero Borbone aveva lasciato il tesoro nel banco di Napoli, non aveva toccato nemmeno un soldo, che poi scompare dopo l'arrivo di Garibaldi. Allora comprano queste corazzate, sono le prime corazzate della storia, perché è proprio della seconda metà dell'Ottocento che compare questo nuovo mezzo bellico marittimo, cioè il vascello di legno viene coperto dalla stella di acciaio, per cui si chiama corazzata, viene corazzato. Non solo, ma caspita, acquistano armamenti di primissima tecnologia, perché mentre le austriaci c'erano ancora i cannoni a canna liscia, che sono la vecchia arma da fuoco, come la pistola ad arma liscia, no? La pistola ad avancaricca tipica del Settecento col cane e con lo stoppino, aveva la canna liscia per cui il proiettile normalmente sferico, uscito dal tiro di volata, cioè dalla canna, cominciava a veleggiare un po', dopo pochissimi metri cominciava a essere instabile, perdeva traiettoria, mentre la canna rigata è la grande invenzione dell'Ottocento, ha cominciato negli Stati Uniti e imprime nel proiettile un moto elicoidale che dà sia stabilità sia forza dinamica al proiettile. Bene, gli italiani avevano le corazzate e i cannoni a canna rigata. Poi lo Tegetov aveva vascelli della prima metà dell'Ottocento di puro legno e i cannoni a canna liscia. Allora cosa gli aveva detto a Nino, che era il suo pilota, quando che aveva visto la Re d'Italia davanti? Dare l'osso Nino che la sapremo. Ecco Alessio, dare l'osso Nino che la sapremo, perché siamo stanchi veramente di questo paese infame che ci sta governando. E il padrone dalla Re d'Italia era Bilardo Persano, quando ha visto arrivare avanti questa poderosa flotta di legno, ha ben pensato di lasciare la Miraglia e andare a occupare un posto in quarta fila sull'affondatore, che era un piccolo incrociatore in retrovia, senza segnalare, quindi voglio dire Schettino ha i suoi precedenti illustri, senza segnalare la sua uscita di scena, per cui il resto della flotta italiana guardava inutilmente, aspettava segnali, le bandierine dalla Re d'Italia, che naturalmente non arrivavano perché Persano le aveva già tagliate la corda. Poi ci sono processi di corruzione a Lissa, ci sono processi che si vendevano le uniformi, si vendevano le vittorie, si vendevano la polvere da sparo. Storia conosciuta. Lissa, Custoza, 2 bastonate e noi ci troviamo italiani. Questa cosa è simpatica. Per cui Napoleone III disse la famosa frase: un'altra sconfitta e gli italiani mi chiederanno Parigi, no? Perché era questa anche fra l'altro il prestigio di cui godeva l'Italia. Sapete che l'Austria addirittura si rifiuta di passare direttamente il Veneto all'Italia e chiede l'intermediazione della Francia, come già aveva fatto nel 1859 con la Lombardia, perché la storia in questo senso si ripete, cioè l'ignominia si ripete. Quindi seconda guerra di indipendenza non la conquistano i cosiddetti risorgimentali, ma gli zuavi di Napoleone III, la collina di Solferino è piena di morti, Napoleone III piange e promette che non interverrà più nelle guerre d'Italia quando vede la strage dei suoi soldati. Naturalmente poi chiede il prezzo, che sono la Savoia e Nizza, chiede il prezzo per aver dato così tanto sangue per la causa, chiamiamola così, italiana. E anche allora l'Austria, proprio per questa ragione, si rifiuta di passare direttamente la Lombardia all'Italia, vuole l'intervenzione della Francia.
e così avverrà di nuovo nel 1866. E poi arriva la prima guerra mondiale. Siamo alleati della Germania e dell'Austria. Dopodiché stiamo a vedere un attimo come che va evolve. La guerra scoppia perché adesso siamo qui col centenario, no? E a questa Repubblica che nella sua Costituzione ha l'Italia ripudia la guerra come mezzo di soluzione dei conflitti internazionali, celebra l'entrata in guerra sciagurata di un paese nel 1915. Ma la prima guerra mondiale non scoppia nel 1915, nel 1914. E quando loro signori dichiarano guerra all'Austria, l'Austria ha già perso qualcosa come 700-800 mila uomini in Galizia, in Russia. La maggior parte delle truppe dell'ITI, Kaiser Jäger, sono già morti tutti. Quando noi, visto un po' l'andamento, si cambia fronte, eravamo alleati di Austria e Germania, patapum, come non detto, adesso siamo alleati. Tant'è vero che la Staffel-Expedition tedesca, che viene insegnata anche a questi bambini con la lacrimuccia, no? Si dice, caspita, spedizione punitiva, che arroganti, c'erano maltrattati, ci trattavano proprio con un senso di razzismo. No, si chiama spedizione punitiva per una ragione logica, perché i germanici sono logici prima che razzisti. La ragione logica è il tradimento. Ci sono dell'epoca sui mercati antiquari, medagliette, spillette e quant'altro, dove si vede l'alpino, sì, l'alpino, diciamolo perché questo mito, il bersagliere, che pugnala alle spalle sul lato tedesco. Sono mercati antiquari, guardate in internet li trovate, sono esatto, su eBay, esatto, sono oggetti d'epoca. L'idea era questa, il tradimento, e non era un'idea, era accaduto così, abbiamo tradito. Non solo abbiamo tradito, dopo si dichiara la guerra, ma la guerra non comincia, e allora vanno sotto le Dolomiti, stanno là, chiamano truppe, tutta gente 40 male addestrata, ragazzi, contadini, giovani, pieni, dei veneti già pieni naturalmente. Per esempio mi viene in mente sotto il Monte Piana, dove c'è quella bella targa con slancio, i referandi, il 57esimo, il 56esimo si lanciavano all'attacco del nemico. Sì, poi, certo, si lanciavano all'attacco del nemico. Era un mese che gli Sturmschützen erano stati lasciati di occupare delle postazioni e a solidificarsi lì, che nessuno li mandava via. E gli Sturmschützen non erano le truppe d'elite, erano 40-50 guide alpine, perché le truppe d'elite erano rimaste in Galizia e dovevano ancora essere richiamate. Erano praticamente la guida alpina Tonni, con suo figlio, suo nevoto, suo cugini e qualche amico. Questo era perché ancora oggi l'organizzazione degli Schützen è di tipo territoriale e familiare, ancora oggi. Sentenza della Corte Costituzionale 1976 che fa i salti mortali per salvare gli Schützen e non renderli punibili per associazione paramilitare, una legge infame del 48 che viene applicata ancora oggi, di tipo di rango quasi costituzionale. Bene, siccome avevano questa territorialità, loro vanno a difendere la loro terra, perché fin di qua delle Trecine, già l'Austria, questa è la verità, vanno a difendere la loro terra da un'aggressione, da una guerra d'aggressione, questo è il centesimo che ce l'abbiamo. Quando si sono ben arroccati, conoscendo il territorio, pochi uomini, pochi magoni, anche anziani magoni, allora il 57esimo, il 56esimo vengono mandati con slancio al massacro. Questa è la retorica di questo paese. Seconda guerra mondiale, inutile parlare dei tradimenti perché gli americani hanno coniato il verbo to badogliare, quindi questo è sufficiente per capire come sono andate le cose. Insomma, francamente, se da questo, e adesso parlo in chiusura, ha detto lo stesso alleato, quindi se da questo, insomma, cosa dobbiamo trarre da questo? Il fatto che i nostri figli, io ne ho due, vanno a scuola e devono imparare una storia inventata e devono essere orgogliosi di che cosa? Faccio l'esempio spesso, facciamo un salto indietro, siamo in piena Repubblica Veneta, a metà del 500, massimo splendore della Repubblica Veneta, dove questi benedetti veneti andavano dall'Arda all'Isonzo, alla Dalmazia, alla Grecia, Corfù, ma non come dominatori. Certo, c'era una posizione di supremazia innegabile, ma era una civiltà che comunicava, una civiltà nella quale fioriva l'economia, fioriva il diritto. I conflitti venivano risolti in sede giurisdizionale, non con l'arroganza o la prepotenza di una classe su un'altra. I contratti commerciali la facevano da padroni, la gente sapeva che entrare in Corfioti, Corfù, entrare nell'ambito veneziano significava entrare quello che chiamiamo sempre un treno ad alta velocità, che andava da Venezia circa a Costantinopoli, anche quando è stata turca.
e lì si prosperava, la gente viveva bene per l'epoca, perché dobbiamo contestualizzare. C'era diritto, e c'era maniera, e c'era cosmopolitismo, si parlava slavo, greco, albanese, italiano, veneto, non che c'era problemi, nessuno diceva tu devi parlare così, il tuo dialetto, la mia lingua, il confine è sacro, non è sacro, nulla di tutto questo, lontanissimo. Io sono cattolico, sono ortodosso, nulla di tutto questo, una tolleranza assoluta. Ebbene, 1559, pace di Cateau-Cambrésis, conclude circa 60 anni di guerre tra francesi e spagnoli in Italia, e allora già comincio a barcollare quando vedo che il libro dice che Luigi XII di Francia nel 1509 e in Italia si fa una passeggiata, cioè non si capisce perché era, perché Venezia non viene ordinata. Peccato che Luigi XII fosse lì là per combattere Venezia nella Lega di Cambrai. Alla testa di un esercito di 20.000 uomini arriva e sull'Alba affronta l'esercito veneziano, purtroppo lo vince, ma questa è la realtà dei fatti. Invece nel libro mia figlia si dice Carlo VIII, Luigi XII, che sembra che venga ad affrontare gli spagnoli. Ma il massimo è quando naturalmente tutta la storia della Lega di Cambrai è completamente saltata ai pali, eppure c'è una scomunica del Papa, ci sono quasi 20 anni di guerra, perché si va dal 1509 almeno al 1527 perché la Repubblica recuperi tutti i propri territori. Credo la guerra più importante d'Italia di quel mondo, quantomeno d'Italia, se non d'Europa, perché lì scendono non solo i re di Francia personalmente, che a Ragnarello viene accerchiato, le roi, chiamano i francesi la cavalleria per salvare il re dalle fanterie romagnole sotto Venezia che stanno per sopraffarli. Poi c'è il rovescio e non stiamo qui a parlare. Luigi XII, Massimiliano d'Austria, assedia Padova, qua, casa vostra, lungo assedio di Padova, c'è l'imperatore in campo. Caspita, ma questi si disturbavano per quale ragione? Visto che i libri di storia non parlano neanche dell'esistenza della Repubblica. I grandi della terra venivano a capo dei loro eserciti per una storia che viene omessa nei libri di storia italiani. E se da là che c'è bellissimo. Bene, capolavoro. Pace di Cateau-Cambrésis, 1559. Abbiamo un trionfo della politica di Carlo V, quindi finalmente la Spagna diventa egemone in Italia, e sarà così, Manzoni nel 600, cioè, la Repubblica Veneta viene accerchiata dai domini di Asburgo, quindi di marca ispanico, napoletana, austriaca, no? Che fanno parte della stessa famiglia, c'è un accerchiamento della Repubblica. Ebbene, arriva dunque, l'ho tenuto alla fine come una specie di giallo finale, Agatha Christie, 1559, la conclusione di questo sciagurato Elvete che scrive il libro di storia di mia figlia è l'Italia, come già fosse presieduta da Renzi o da qualcun altro, diventa dominio spagnolo. Un amico guarda Caterina, mia figlia, che questa dimostrazione è un'otisi italiana, posto che la Repubblica Veneta spagnola non c'è mai stata, perché gli spagnoli non hanno osato mettere piede nei confini della Repubblica. La Repubblica non era Regno di Spagna, ma Renzo, quello dei Promessi Sposi, quando traghetta sull'Alba e vede Bergamo in alto e chiede al barcaiolo che cos'è, è terra di San Marco, gli dice, Renzo dice evviva San Marco. Questa è la nostra origine e viene negata proprio come se non esistesse, cioè dal 1498 al 1559 non esiste un'entità che si chiama Repubblica Veneta, non esiste perché siccome la dispone Livorno o Canicattì, stessa cosa. Ecco, io credo che sia veramente l'ora di finirla. Dovete non solo naturalmente dimostrarlo con un voto, questo è scontato, siete qui, eccetera, ma dovete comunicarla come missionari e attenzione, ribaltare, e qui chiudo, con questo suggerimento qui, leggendo qualche cosa, ma ognuno di voi si impegna a leggere qualche cosina, molti di voi lo fanno già, ma a capire qualcosa in più per poter ribaltare quel rapporto di subalternità e sudditanza che avevamo avuto fino all'altro ieri, per cui dice, anche ti interessa avere chiaro, simpatico, la nostra storia è importante, la vostra è storia locale, ribaltarlo, la vostra è una storietta che non solo è breve, perché per adesso sono per noi 149 anni, non solo è parola che li farà saltare sulla sedia, provinciale, è una storia provinciale. Avete deciso che l'ombelico del mondo stia tra le Alpi e la Sicilia,
Fuori non si esce, infatti ancora oggi i nostri figli non sanno l'inglese, vanno fuori, escono, sono dei marziani, e mi dice che questo sia il paese del gol, va fuori a tutti i gridi di Dio, perché a me è successo quando andavo all'estero, dice, è italiano, ridevano, e come mi avevano detto che eravamo nella culla della civiltà, che qui era il massimo dell'apice possibile di tutte le delizie, vado fuori e mi vengono dietro tutti come mai. Ecco, questi ci hanno provincializzato, chiuso questi confini, non guardiamo oltre, l'Istria c'è stata per anni Jugoslavia, sembrava che fosse la cortina di ferro, non si poteva parlare, e con la Repubblica Veneta era praticamente un quartiere di Venezia. Pensate, e adesso mantengo la promessa, che il pilota, cioè colui che portava le navi dentro il porto di Venezia, c'è ancora oggi, no? Va a prendere le navi con le pilottine e con i rimorchiatori vanno a prenderli alla bocca di porto di San Foro del Livaz, che è quella di Malamocco di Chioggia. Oggi che siamo nel 2015 la torri a San Nicolò. Sapete perché il pilota risiedeva, dove era la sua residenza e dove prendeva le navi per portarle a Venezia? Lo sapete? A Parenzo. Cioè per lui c'era un lago, un fiumiciattolo, il nord, l'alto Adriatico. Ecco, ci hanno chiusi, ci hanno provincializzati. Quando vi diranno volete chiuderli, rispondete no, siete voi che ci avete chiuso. Eravate migranti, siete voi che ci avete fatto emigrare. Avete avuto il dove economico, ce lo siamo guadagnati, che ci avete distrutti con 3 guerre di indipendenza, 2 guerre mondiali, e così via, e così via. Grazie.